Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Finalmente, di nuovo, episodio 2 con J. Lillo. Eccoci, Fra. Oggi però voglio parlarti non da amico, non da videomaker, da curioso, Ok. da pubblico. Ti immedesimi in loro. Mi medesimo nel ragazzo, nella ragazza, nel signore e nella signora che aprono il TikTok o l'Instagram di J. Lillo e vedono Jenny che duplica, moltiplica soldi, fa scomparire lividi, fa miracoli, fa apparire fulmini, lampi, tuoni e gioca con la natura. Ok. Cose inspiegabili. Io sono pronta. Vai, cosa vuoi sapere? Le persone vogliono allora, sai cosa? Io non voglio sapere niente. E secondo me la gente niente dovrebbe sapere, dovrebbe godersi il contenuto. Questo non succederà mai. È intrattenimento. Questo non succederà mai. È intrattenimento. Bravissimo, è intrattenimento. L'arte è anche intrattenimento. Ragazzi, secondo me, godetevi quello che fa l'artista, l'illusionista, la persona, senza caga il cazzo. Bravissimo. Basta, Sono- chiudi, basta. Abbiamo finito e studio. Ma questo è. È questo, Fra. È questo. Capì? Perciò io ti ho Basta. sempre detto che tu mi piaci prima come persona e poi come illusionista. Perché tu l'hai sempre detto. Come ho sempre detto che utilizzo trucchi, come ho sempre detto che non ho poteri sovrannaturali, come ho sempre detto... Però ovviamente, sai, sai cosa succede? Allora, noi lo viviamo, ok? Dall'interno. Ok. Allora mettiamo la storia, giù, non esistono... ma la magia non esiste, sono trucchi, non utilizzo poteri, tutto a posto. E lo fai. Allora, per te già l'hai fatto una volta. Poi però che succede? Che i video vanno virali, vanno ad un pubblico che non ti conosce e pensano che tu utilizzi delle cose, che tu stai facendo cose finte, e quindi lo devi ripetere. Lo ripeti, poi lo ripeti, però fortunatamente io sono quasi sempre virale, ok? Ma questo porta a persone Ovvio. che ovviamente non capiscono la tua persona. Ovvio. Vedono il video e dicono, boh, questo ha fatto sparire un livido, ma chi si pensa di essere? Gesù? Non sanno cosa c'è dietro, non conoscono quello che c'è dietro, non sanno quanto ti rompi il culo per capire come fare determinate cose. Bravissimo. Ecco, noi siamo forse fortunati, anzi fortunati ma sfortunati. Io ho sempre pensato, io e te ci conosciamo ormai da 2 anni, io l'ho sempre fatto. Sì. E lo sai, io adoro il mondo dell'illusionismo, adoro il mondo della magia. Io, quando mi vedevo i documentari di David Blaine, di Dynamo, di Chris Angel, quando vedevo quelle cose, ragazzi, ma io non mi sono mai andato a documentare. Aspetta, fammi capire quello dove ha barato, se ha barato, come ha fatto, perché l'ha fatto. Io ho sempre pensato, non credo nel soprannaturale, non credo in determinati fattori più importanti, più grossi di me, non credo in qualcosa di più elevato della persona e di me. Ok. Di conseguenza sicuramente ci sarà un trucco, sicuramente ci sarà un'abilità, una capacità, ma non è che vado a cercare su internet, vado su YouTube, tutorial, fammi vedere come J. Lillo ha fatto questa magia, quest'altra illusione. Basta, io una volta finito il video di J. Lillo o finito il documentario di Dynamo e di David, Resti là con la cosa a dire... resto a lavare, ok, sono rimasto bellissimo, bravo, ha spaccato, bravo, boh, basta, fine. esatto. Eh. E invece mi dispiace che ci sono persone online che cercano in tutti i modi, lì perché c'è una repressione, c'è proprio un'insicurezza secondo me terribile, di smerdare quello che fai, di far scoprire ad altri quello che fai, come lo fai. Secondo me è una cattiveria gratuita che non ha proprio senso. Però purtroppo ci sono queste persone, ma ne ho viste anche più di una, Ma per me, ma poi a volte vanno anche sul personale, no? Come toccano proprio il personale. Nel senso, se tu ti crei una vita smerdando, tra virgolette, le altre persone, i problemi, cioè è un problema tuo, È secondo una me. tristezza infinita. Ma assolutamente sì, capito? Pure le persone, perché ci sta la curiosità, ci sta. Però deve essere fatta in un certo modo, capito? Poi io sul mio profilo conto più di 500 magie per il momento. Se tu vuoi svelare tutti i miei trucchi... Che pochezza, fra. Però, dai,
Buona fortuna. No, ma pure se fosse, frate, perché alla fine nel mondo della magia, ecco, è normale che alcune cose si sappiano o magari, che ne so, ecco, magari sei curioso come Jay, che ti vai a vedere, mi ricordo quando ci andammo a cercare la magia di quel... Di Xavier Montier. Sì, Esatto. Xavier Mortimer. Quella è la voglia di cercare di creare un qualcosa di tuo, Certo, che tra l'altro, di ispirarti. sì, capito? per le persone che non lo sanno, Eh. abbiamo visto una levitazione, cioè questo ragazzo volava realmente, e non solo, aveva una corda tipo quella per saltare, e mentre lui volava si passava la corda attorno. Wow. Allora io e Mario ci andammo a vedere, andammo a capire, ok, ma questo com'è possibile che faccia una cosa del Follia. genere? E se c'era un video in cui dicevano è un ciarlatano perché utilizza dei fili, noi lo skippavamo perché noi volevamo capire cosa c'era dietro a quel gioco, la dinamica, come l'aveva pensato, come aveva fatto a pensare una cosa del genere. Perché penso che questo sia curiosità e amore verso quest'arte, ma non che devi capire, bravissimo, bravo. Non perché capi il gioco, perché dici, ah, sei uno scemo, perché hai utilizzato dei fili. No, è il contrario. Sei un grande perché hai utilizzato dei fili, ma hai Ma fatto un fatto. bravissimo, che tu tra l'altro hai scoperto perché l'hai studiato, l'hai capito, ma perché non lo dici? C'è un motivo se non lo dici, perché sai come funziona, perché Bravissimo. non devi, cioè è veramente malsano, perché poi che stai facendo? Stai buttando giù un tuo collega. Bravo, 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 Cioè, che cazzata enorme è? Perché? bravo. Perché sei insoddisfatto. Cioè, tu non sei insoddisfatto. Tu hai raggiunto degli obiettivi, ne raggiungerai tantissimi altri Ma e certo, riuscirai a fare ma tanto certo, altro. ma perché... Secondo me perché sei così. Ma me lo Perché, sono fissato, è focus. perché tu non fotti la gente. Capito? Brava. Che Brava. Non è, infatti, ecco, voglio anche aprire una parentesi su questa cosa. Io non fotto la gente, io la stupisco. È diverso. È diverso, fra. Fine, andiamo. Andiamo, possiamo andare, via. Andiamo. Basta, cioè, capì? Non è una sfida tra me e lo spettatore. Non è una sfida, assolutamente no. Io ti La voglio... sfida ce l'hai. Ma con me stesso, però. Non con gli altri. Che è completamente diverso. Bravissimo. Questo è... Queste cose te le dico... Mi è venuto spontaneo proprio a inizio podcast, ragazzi, perché stavo vedendo i video di Jay, stavo vedendo un pochino le ultime cose che aveva fatto e ovviamente inevitabilmente scorri nei commenti e vai a vedere, a parte che ho notato che ti stanno commentando un sacco di persone estere, Sì, sì, sì. quindi i video stanno arrivando oltreoceano. Ovunque, fra ovunque. Ma il fatto di far sparire il livido ad una ragazza Esatto. è stato veramente assurdo. Cioè, Sì. io porto la bandiera, tra virgolette, di aver fatto una cosa del genere che non si era mai vista da nessuna parte, ma nemmeno oltreoceano, se non sbaglio. Cioè, nemmeno non c'è stato nessun mago che è capace di far sparire un livido In quel modo. in quel modo. Io ho utilizzato trucchi, ripetiamolo, non è che ho poteri o quant'altro. Poi parliamo anche di questo perché diventa poi pericoloso. E Assolutamente. spieghiamo perché. Infatti, poi se vuoi Sì. metto l'assist adesso, perché tante persone poi mi hanno contattato dicendo No, aspetta, ferma. Finisci il pensiero di prima perché sennò, frate, ci dilunghiamo e ci perdiamo. Ok. Sì, no, quello bisogna spiegarlo bene, secondo me. Ok, no, io ho fatto sparire il livido a questa ragazza e diciamo sono stato, capito, quello. Infatti prima ero quello che faceva magie, che faceva, non so, sparire un mazzo di carte. Adesso sono quello che fa sparire i lividi e guarisce le Dolore. persone con la magia, fa sparire i tatuaggi. Questa è una cosa che è bella, però qualcuno potrebbe stravisare. Diventa pericoloso. Stravisare, no stravisare, perché praticamente ci fate Pechino Express, hai visto, no? Ho fatto io quel beef con dolce nera e praticamente io faccio cena dolce nera, stai completamente stravisando tutto e le persone sotto, l'italiano è travisato. Ma è normale. Stai stizzato, frate, No, quindi perché tu ti dimentichi che le persone quando guarda, cioè le persone nei commenti, ma anche nella vita reale, perché poi cioè noi facciamo sempre questa distinzione vita reale e social, però le persone in generale, quando sentono, vedono lo sbaglio, sì, alla è sempre così. là, Sì, è vero. Quindi non è soltanto nei commenti, perché poi sono tutti scienziati Ovunque. sempre.
Io a volte però, sai, ho questa cosa, a volte faccio il detto, no? Questo si può ricondurre al detto, fa bene Ashworth, fa male Pinzec. Io voglio dire che è una cosa normale. Mm. Nel senso, se te ci vogliamo bene, ok? E tu tutti i giorni mi fai del bene, mi fai tante cose belle, tante cose positive. Ok, non ho capito che vuoi dire. E poi io un giorno, Mm. magari, anzi tu un giorno mi fai una cosa brutta. Mm. Ok? È normale che facci vicino a te. Oh, però come hai fatto questa cosa? Tu non puoi dire, però tutti gli altri giorni che io ti ho fatto del bene, non me lo dici, Ok. non mi alzi. È normale. Ok, Perché ragazzi, fare... devo fare una lezione di napoletano perché quello che ha detto non l'ho capito. Ti giuro, non lo conoscevo, non ho capito un cazzo. Ma l'hai capito? Ora l'ho Ok. capito. Perché fare del bene per me dovrebbe essere una normalità. Chiaro. Se tu mi fai del bene tutti i giorni e poi una sola volta mi fai del male, Sì. è normale che ci pensa. È normale che io te lo devo puntualizzare. Perché non si fa del male. Invece alcune persone dicono, ma scusa, vabbè, ma io l'ho fatto solo questa volta, non pensa a tutte le volte che ti ho fatto bene. Certo, ci penso. Grazie. Però, Bello. capito? Bello, sì, sì, sì. Quindi, il fatto, ho voluto mettere in mezzo questo discorso per risponderti anche al fatto che le persone dicono, puntualizzano sulla cosa sbagliata, sulla cosa... Sì. È nell'indo, cioè dovrebbe essere normale. Però, fra, è sempre il modo. Le Sì. persone, nei commenti, nella vita, sbagliano modi. Vabbè, però tu stai parlando con il portabandiera di ciò. Di Che- questo... Che tu sbagli modi. Sì, frate, me lo dicono tutti e lui è il primo. Io sbaglio nei modi. Sì, fra, perché so... Testa calda, avarto, sconnetto. Fra, sì, ma Sì. anche io però lo riconosco. E Bravo, questo è, bravo. ecco qua. Lo riconosciamo. È il primo passo verso. Sì, bravissimo. Poi che non succederà mai, non No, succederà mai. io sto però... cercando di migliorare. Io sto cercando di migliorare ok, tantissimo. ok, ottimo. Però è vero, nei commenti specialmente è proprio easy, è facile, perché tu non pensi a quello che scrivi, perché sei sul cesso, stai vedendo il video di Gerillo, stai mangiando, stai vedendo il video di Gerillo, in quei 2 secondi, Certo. non penso nemmeno. Pensate prima di commentare. Pensate prima di commentare. Credetemi, pensate prima di commentare. Tra l'altro, al giorno d'oggi siamo abituati a dire ah ma no, tu sei uno scemo, ah ma no, non fare lo stupido. Ragazzi, dico solo questa cosa. Attenti a quando commentate. Attenti a quando date dello scemo a qualcuno. Attenti a quando fate una sorta di commento, insulto, però sai, è molto allusorio all'insulto. Attenti, perché conosco persone che con sei uno scemo sotto ai video hanno passato le pene dell'inferno. Quindi attenti. Pensate sempre prima di scrivere. E pensate soprattutto, ma questo ragazzo se lo merita? Non io, dico in generale. Questo ragazzo se lo merita? Questa ragazza se lo merita? Questo bambino, questa bambina se lo meritano ciò che io sto scrivendo? Oppure si meritano soltanto il fatto che a me sta cosa non interessa e passo avanti? Fine. È una cosa educativa perché al giorno d'oggi... No, al giorno d'oggi... È un bellissimo messaggio. Ok. Le persone si dimenticano che quello che viene messo su internet poi resta. E resta come no? Questo pure viene scordato molto facilmente. Tutto quello che pubblicate resta. Assolutamente. Ma Ma resta- cancellate resta. Bravissimo. Questo volevo dire. Pure se lo cancellate resta, perché state certi che verrà comunque preso, ripreso da qualcun altro. Non sapete chi l'ha salvato, non sapete il perché. Attenzione a quello che fate sul social. Perché, come ci vuole, prima ho detto, a volte ci dimentichiamo e pensiamo che dovremmo ragionare come se fossero 2 cose diverse. È vero, ma inevitabilmente, più andiamo avanti col tempo, più andiamo avanti con gli anni, queste 2 realtà stanno diventando sempre tutt'una, stanno unendo, ok? Quindi la vita reale e il social ad oggi penso non siano mai state così unite e certo, legate. certo, come no? Quindi facciamo attenzione, perché quello che scriviamo è come se lo stesse dicendo face to face a tu per tu ad una persona. Bravissimo. E no, me ne sto rendendo conto, perché effettivamente si stanno prendendo sempre più provvedimenti, ma in generale, cioè le persone, vedi, pure in America, faccio riferimento
al Me Too movement, woke movement, al cancelling delle persone famose perché fanno cose nella vita reale che... E poi passi guai davvero. Ai guai veri però. Esatto. Su questo lasciamo attenzione. E c'è da dire, ritorno poi al ragionamento che facevamo prima, che adesso ne parlavamo con Ceppeland, che Ok. è venuto qua, ne abbiamo parlato, Grande. e lui, grandissimo, abbiamo parlato del fatto, lui ha messo in mezzo l'argomento che adesso tutti vogliono essere protagonisti, sai, sui social. Ritorno all'argomento di prima, ad inizio podcast, cioè il fatto che non per forza devi farti notare insultando o comunque screditando, in questo caso l'illusionista o comunque la persona che stai guardando in quel momento. Ricordati che intrattenimento, cioè il tuo unico scopo, mettiamolo in questo modo, è vedere il contenuto, usufruirne per divertimento e amen. Se la cosa ti fa ragionare, ragiona. Però, ecco, nel tuo caso, illusionista intrattenitore, cioè tu non è che fai retorica nei video, ok? No, ma la Fai mia dei video, magia, fai dei video per arte, per illusione, eccetera. i miei video di magia dovrebbero essere... I miei video di magia dovrebbero essere visti come si vede un film. Mm. Questo. La differenza tra me e gli attori e i film è che quando mi incontri per strada, oltre a chiedermi la foto, puoi chiedermi i trucchi, io te li faccio anche dal vivo. Ma quando vedi i miei video, devi dire, wow, vedere adesso cos'altro succede in questo film. Perché è questo. E questo così deve essere visto e pensato, ragionato, capito? A cui c'ha da essere. Ed è quello che stai facendo pure con Messia. Bravo. Cioè, Messia, ecco, ora possiamo spiegare il perché quando si va oltre il film là diventa pericoloso. Tu mi hai fatto leggere dei commenti, dei messaggi di persone che ti contattano in privato. Ragazzi, a me fanno una tenere... È il termine sbagliato, lo so, perché nessuno, secondo me, dovrebbe farti pena. Perché è un sentimento, secondo me, brutto da provare. Però ci sono tanti commenti che mi hai fatto vedere che mi fanno tenerezza. Sì, ma bro, appunto, cioè io vengo contattato da persone che vogliono essere guarite realmente. Cioè, io ho migliaia di messaggi, ma anche di persone estere, persone straniere, che mi scrivono, ti prego, puoi fare una magia a distanza, puoi curare il mio tumore, Mamma mia, frate. ti prego, c'è mio figlio con la leucemia, ha un male incurabile, ti prego, puoi fare qualcosa. Quello me lo Proprio ricordo. ieri mi è arrivato Il ragazzo sulla sedia a rotelle. il ragazzo sulle serie a rotelle che vogliono che io lo faccia camminare. Ma questo perché, ecco, fa tutto parte della disperazione e a me fa male questa cosa. Ieri mi è arrivato un messaggio di un padre che dice mia figlia ti segue tantissimo, ti stima, vede i tuoi video e mi ha detto papà, senti, ma non è che lui riesce a guarirti dalla leucemia? Mamma mia, bro. Il padre ovviamente non è che cioè, lo sa, no? Che sono tutti trucchi. La figlia no, però comunque me l'è venuta a dire per dire, cioè guarda mia figlia cosa mi viene a dire. Perché la bimba forse è piccola, quindi Sì, alcune cose non le sì, capisce ancora. Cioè, sì, ed è pesante come cosa, però ecco qua, io lo spiego sempre. Io faccio intrattenimento, sono trucchi di magia, illusionismo, basta. è il motivo per cui lo Fine. scrivi sempre a fine video, nelle Sì, descrizioni, sì, dappertutto. Sempre, però le persone o non piace, cioè, beh, ci sta che non ti piace leggere, però sai, io a volte... Ci sa che non ti piace. No, ci sta perché, però io non capisco una cosa. Vedi un video del genere, ok? All'improvviso alla fine di questo video ti escono delle scritte. Cioè io sarei curioso, capì? Cioè sarei proprio curioso, cazzo. Allora tu che non leggi quelle scritte e mi vieni a insultare, perché poi ci sono queste persone che sono disperate e le provano tutte e va bene, ci sta, posso anche capirle. Non fino in fondo, fortunatamente, ma posso capirle. E poi ci sono quelli che mi insultano per questa cosa. Bro, ti prego, leggi. Pensa di essere il Messia. Ho letto nei commenti, pensa di essere il Pensi di Messia. essere il Messia. Ragazzi, ma se a parte che posso... Ma l'ho mai visto? Cioè, No. ti prego. Come?
In che senso? Ma dai, come faccio ad essere vabbè, è alternativo, cosa? Se il Messia dovesse... Lo immagineresti così. Immaginerei così. Occhi azzurri che fa cose inspiegabili che però dice di non esserlo. Però Vabbè, però vabbè, sorvoliamo, ok. esatto, sorvoliamo. Cazzo, cioè. Lo posso... Non è che... Inizia a volare. Lo posso dire, penso. Non è nemmeno solo tu il titolo. Ok. Lo voglio dire in modo educato, cioè non so quanto... No, fra, dici le due, No, nel senso, non l'idea di chiamarlo Messia Eh? non è stata solo una tua idea. Ah, no. Quindi saresti stato un megalomane. Ah, ma Io dico, certo, cioè certo. vorrei informare le persone e Dai. non è stato soltanto di DJ l'idea di chiamare Messia il progetto, quindi non vi preoccupate, non è pazzo. Sì, sì. Cioè non si crede il Messia. Ma pensa che noi lo volevamo chiamare Jesus. Sì, lasciamo stare. Lo volevo chiamare Jesus. No, però Giustamente sono Jesus, cioè capito col nome però quell'idea del cazzo è stata mia, ammetto. beh, Esatto. no, però meglio Questo- di no. No, meglio ma così. sai perché dico questo? Perché sempre perché il pubblico deve fare il pubblico, e su questo sono fortemente convinto, molto cattivo anche al riguardo, sempre perché il pubblico deve fare il pubblico, ragazzi, ci sono, se li chiamo studi risulto un coglione, cercate di capirmi, ci sono pensieri dietro quello che vedete, ci sono idee, ci sono giorni di studi. Assolutamente, che poi voglio dire un'altra cosa, loro è che poi tu, ovviamente chi si siede qua parla sempre con te, ok? Non parla spesso certo. in camera. Certo. Proietti ci sappiamo, Sì, ci conosciamo da tempo, facciamo tutto insieme, quasi tutto insieme. E detta così, detta così, bruttissimo. eccolo qua, commenti detta cose. bruttissimo. Lo so, però vabbè, lasciamo sta bussando. Certo. Però io voglio dire una cosa, ricordate che a volte il trucco che c'è dietro è più forte della magia stessa. Cioè, Vero, Fra. restate più stupiti Quanto è vero. dal trucco che c'è dietro che proprio dalla magia che andate a vedere. E basta. Esempio, Mortimer. Bravissimo, bravissimo. Quando mi hai fatto capire e spiegato come faceva il trucco della levitazione della corda, io ti ho detto, porca puttana. Tipo nella nostra testa Esatto. abbiamo detto Sì, guarda stu scema che stava facendo. No, Esatto. che genio, Esatto. che genio. Esatto. Non solo, e ti abbiamo pure iniziato a supporre. Allora, secondo me questo ha messo 100.000 euro per prendere quella cosa, 500.000 euro. Cioè, la cosa bella dell'illusione è l'idea dell'illusione stessa. Bravissimo. Perciò mi piace tu come promuovi quest'arte, questo mestiere. È bello, perciò io tengo tanto a dare visibilità a te come illusionista, come mago. Non lo nego, dopo che facemmo il primo episodio insieme, tanti altri ragazzi illusionisti, maghi, nel mondo di questa community della magia, Miei forti amici. tuoi fortissimi amici, Ok. ci hanno contattati per venire al podcast. C'è un motivo se non avete visto nessun altro, c'è un motivo. A parte che io, ragazzi, quando mi scrivete per il podcast, io vado dietro i numeri, quindi vedo sempre l'essere umano. C'è un motivo se tu oggi sei qui e non qualcun altro. C'è un motivo se io ho tantissimo piacere a lavorare con te e non con qualcun altro. Proprio perché la persona è Jenny, l'illusionista, il mago che mi dice, ragazzi, non sono Gesù, non ho poteri sovrannaturali, c'è un pensiero, a volte anche un come si dice, un qualcosa di ingegneristico dietro. Mamma mia. Esatto, delle trovate che ho sognato, che ho pensato, che creativamente ho messo in atto per creare l'illusione. Cioè tu sei il primo a dirlo. E questo mi piace perché credo che sia il modo corretto. È brutto ed è scorretto ed è di cattivo gusto quando dici, allora, per fare il trucco delle 3 carte devi prendere una con il palmo così, un'altra col dito così, poi mischia in questo modo e ti faccio il tutorial. Questo è cattivo gusto. Non mi piace. E perciò dico, questo apprezzo, capito? Apprezzo
sotto un certo punto di vista, la sincerità in un'arte che non è sincera. No, Fra, ma non è sincero, ma è bravissimo. Vedi, questo bravo, contrasto a me fa impazzire. bravissimo. Perché ovviamente saresti pazzo, stupido e anche tu di cattivo gusto a dire: ok, volete vedere come ho fatto il trucco del livido? E fai vedere tutto quello che abbiamo passato per capire come farlo bene in quel modo. Quello è da folli, perché non ha senso. Ci porteremo questo segreto nella tomba. Come Houdini. Oppure frate, esco pazzo e dico allora, ecco tutti i miei... Ma non lo No, fai, non lo fai perché non mai. sei così. No, Fra, Non è tra così. l'altro ti voglio dire un'altra cosa, E proprio perché non sei così, sei arrivato dove sei arrivato. assolutamente, che tra l'altro io riconosco, perché devo riconoscerlo per tutte le persone che magari non sono qui in questo preciso punto dove magari sono io, devo riconoscere che sono a un bel punto, però non riesco a dire ok, ho fatto tanto. Perché Vabbè, perché tu sei un insoddisfatto totale. assolutamente sì, infelice e insoddisfatto. Certo. E voglio dire una cosa su questo tutorial, dei tutorial e quant'altro. Sotto ai video di persone che magari cercano di svelare i trucchi, ci sono anche persone, maghi, che dicono: ah, grande, grazie che l'hai fatto. Ah, sei un grande, finalmente hai svelato il trucco di questo. Che... Questa è una Bro, questa è invidia. bro, assolutamente Questa è cioè, invidia e gelosia. l'odio verso una persona è più forte dell'amore che provi per la tua arte. Frate, sei ucciso. Non vivi. Non puoi Mi vivere. serve un altro po' d'acqua per spegnere questo fuoco, Fra. No, Fra. Che cosa vuoi dire? Dici. Ma se ci si visse volete tutto questa luce sul mercato, non fa bene pure agli altri maghi. Ah, fine, ecco qua, aspetta. Non so se si è sentito nel microfono, lo posso dire. Lo No, ripeto. devi dirlo, vai. Ha detto Marco MDS fuori campo, ha detto che poi giustamente se non ci fosse Jay sul mercato, tutti questi altri maghi, maghetti, persone insomma di queste della community nella magia non lavorerebbero, No, non Fra, sarebbero in giro, perché sei tu che dai visibilità e fai lavorare tante persone, perché sei tu, porca puttana, che hai messo la magia, l'hai fatta diventare pop in Italia. Questo non si può negare. lo dici tu, lo assolutamente. dicono altre persone. Io, Io non mi voglio, penso che sia così. Non mi voglio esporre. E prima, certo, non è che non avevano lavoro, anzi, cioè io ho dei miei amici che tra l'altro mi insegnano ancora oggi Chiaro, certo. tantissime cose Sì. che vivono di spettacoli, vivono di magia, però su un altro, capito, fanno un'altra cosa. È un Tra altro l'altro, tipo di magia. un altro tipo di magia. E veramente per me sono stati fondamentali per la mia crescita artistica. Di saluto, c'è Frankie Matthew che alzo le mani, è un grande, che anche all'estero fa tante cose. C'è Saikon, ecco, lui fa più magia per bambini, ma è, cioè, come la fa lui, forse nessuno. C'è Gabriele D'Angio che è un mentalista. Poi c'è l'ipnotista Raimondo Laino che per quanto faccia come no? una cosa a parte, È venuto qua, è venuto Sì, qua, è venuto qua. che per quanto faccia comunque un'altra cosa è comunque stato fondamentale per me. Cioè io riesco a riconoscere tante e tante cose perché è giusto che sia così e vorrei che anche gli altri riconoscessero quello che ho portato e quello che sto facendo per la magia. Tra l'altro È il motivo per cui questo tipo di magia va in TV. Allora, ammetto, scusa se ti interrompo, voglio dire questa cosa velocemente. Ammetto che quando andammo non era uno spettacolo, era un evento. un contest tipo È un contest a Roma di maghi e incontrai alcuni di questi amici tuoi e persone del mondo del community della magia in Italia, bla bla. Ammetto che quel tipo di magia non è nelle mie corde, non mi piace moltissimo, è una magia per me un po' vecchio stile, io mi rispecchio molto di più nel tipo di magia che fai tu, ok? Quindi più pop, più street, molto più, ecco, all'americana, mettiamola in questo modo, mi piace molto di più. È il motivo per cui abbiamo legato così tanto io e Jay. certo. E ammetto che siano bravissimi, però
non è quella la magia che adesso va in televisione. È la magia che porti tu. Sì, è la magia comica. Sì, no, vabbè, per me Cioè, la è magia un'altra cosa a comica- parte ancora. Sì, per esempio- Lago Forest. Bravissimo, voglio Sì, sì, stare anche no, cioè, voglio anche salutare, faccio Certo. sta magia, Raffaello Corti, che per me è lui e Andrea Paris in questo momento in Italia, che loro vanno spesso in televisione, vanno molto molto, sono molto ferrati e mi piace tantissimo, loro fanno magia comica e a me fa piacere che loro stiano portando questa loro magia in televisione in un certo modo, perché come posso dire, è una cosa che io non faccio, però quando la vedo fatta in un certo modo come la fanno loro, io L'apprezzi. impazzisco e la apprezzo. Sì, però tu sei anche quello che, ripeto, questa è la parte che mi piace di più, va davanti un altro con Paolo Bonolis e fai un gioco incredibile di Street Magic e di Close Up In televisione. in televisione. Sì, Dico, sì, per sì. questo intendo per hai portato questo tipo di magia in TV. Sì, Ed è il motivo per cui dopo di te lo stanno facendo altri. Tu assolutamente sei sì. stato per me il pioniere di questo in Italia. Sì, sì, ma a me È stupido criticare no, chi ha portato questo. bravissimo. Io ho sempre detto che volevo cambiare la magia in Italia. Ci sto riuscendo e infatti altri dopo di me, che sembrano le mie copie, Porca fanno miseria. ciò che faccio io. Ti arrivano un macello di chiamate. E queste sono offerte di lavoro. Quindi Allora aspetta. e ringraziate Aspettate un attimo. quelle che accetti adesso faranno lavorare quelle persone che adesso ti giudicano e ti... Bravissimo. No, ragazzi, scherzi a parte, veramente, io ho capito quello che vuoi dire e per me, cioè io sono assolutamente d'accordo. Scusate se ti interrompo, ma perché lì non c'è una foto mia e c'è sta un'altra foto? Ah, ma è Luca là. Luca. L'hai vista? No. Questa me la... Ok, off topic un attimo. Questa, non so per chi se lo ricorda, è la foto, per chi non guarda ma ascolta su Spotify, vi ringrazio, e ho preso in questo momento una cartolina, è un evento che praticamente fecero LDA Luca e Albe, esatto. Ok. Vabbè, andai lì a lavorare con loro, con i ragazzi, e Luca quando venne al podcast mi diede sta cosa, cioè gliela diedi io da firmare, da autografare e la misi qua, lo sai, quando viene qualcuno Sì, qua sì, al podcast, le reliquie. voglio le reliquie, esatto, e quindi questa perché non l'avevi mai vista? Mai vista, fra? Fra. Freschissimi, freschissimi, eccoli. Eccoli. A mo' di Santino. No, ma sta da una vita qua, No, fra, Abbiamo sempre detto. vai, continua. No, quello che volevo dire, frate, il solito, cioè, ce lo diciamo sempre. Ma perché un joaillier? Cioè, dopo un joaillier, secondo te, non arriveranno, non sono venuti altri ragazzi che fanno quel tipo di rap che raccontano? È di ispirazione. Assolutamente sì, però le Ci guaglione sta. lo dovrebbero... Infatti lo riconoscono. ecco qua. Perché forse in quel mondo si riconosce la bravura di qualcun altro. Beh, Ashby, vabbè. Adesso apriamo un'altra parentesi Io non dico niente. sulla io dico musica questo. e su qua. Io dico questo. Lasciamo stare. Io dico Però questo. sì, l'impronta è talmente forte che tu non puoi dire nulla. Ci sono persone che non la riconoscono questa cosa, e ho visto persone che magari vanno pure contro Joelier. Capo sembrano le copie. Quindi esiste in tanti mondi. Non fate. Però sulla musica io posso pure capirlo, perché è talmente vario, ce ne stanno da merda un sacco, Porca capi? puttana, ma nella magia, che già è una nicchia, già siete in pochi rispetto a chi fa i rapper, che a ogni tiro di sputazza a Napoli c'è un rapper. Bravissimo. E mi sto. E Bravissimo. basta. Ok. Aiutatevi tra di voi. Perciò mi dispiace un sacco. Cioè, io non voglio essere ridondante, non voglio fare tutto questo, tutto il podcast. Però mi dispiace, ripeto, perché io e te comunque, oltre in amicizia, lavoriamo anche assieme e mi dispiace vedere alcune cose, ecco, sui social. È un peccato, tutto qui. Perché poi uno dovrebbe semplicemente, ecco, fare community, essere positivo. Che cazzo, ragazzi, qua ad Espresso Podcast, in 3 anni ormai di questo progetto, penso che quello che stiamo facendo capire, stiamo insegnando, che qua veramente facciamo passare l'essere umano e la Assolutamente persona sì. prima del personaggio. Assolutamente sì. E che E questo miseria. mi piace tantissimo di questo podcast. Ti che ringrazio. io ritengo uno dei più belli d'Italia. Ti ringrazio. Forza. E io spero che si capisca anche la persona dietro J Lillo. Chissà, fra, non lo so. Io spero che le persone leggano tra le righe, ma anche quando faccio i giochi di magia. Ovviamente io sono
sono napolitano, siamo napolitani e quindi magia, no? Perché nei commenti sta sempre quante G metti a magia. Però siamo così. E anche quando faccio dei giochi, quando parlo con la persona a cui sto per fare dei giochi, io penso si capisca molto il mio essere. E forse da dietro a uno schermo, dietro la barriera degli schermi, quasi questa cosa non traspare. Però traspare per le persone che sanno guardare oltre. Quindi io spero che ci siano tante persone così. Poi mi incontrate in strada e facciamo lo stesso, lo capite poi da lì. Sai per chi non traspare? Per Dolce Nera. Oh. Frate, mi sono Basta. pisciato sotto dalle risate. No. Ne vuoi parlare? Ne vuoi parlare? Sì, certo, no, si parla E- tranquillamente. Allora, ragazzi, in questi giorni ci stiamo vedendo Pechino Express con Jay. Vedetevelo giovedì Ogni giovedì alle 21:15. alle 21:15. E ci sono Jay e Checco, il fratello, che fanno parte della coppia dei magici. Sono in gara in Pechino Express quest'anno. Fighissimo, tra l'altro non avevo mai visto Pechino Express. Questa è la prima stagione che vedo. E il programma è abbastanza geniale. No, è È un geniale. peccato che non sia così tanto Visto? apprezzato. Ah. È molto sottovalutato, lo sai? Beh, sì. Diciamo che sì, è vero. Però penso sia uno dei più belli, dei più bei reality al mondo. E tu hai fatto un'esperienza di vita, perché non è un'esperienza di carriera, non è un'esperienza Esatto. è un'esperienza senti a me, è un'esperienza di vita. Sì, Cioè, tu sei assolutamente. andato fino e là con tuo fratello, avete vissuto quello che avete vissuto. Sì, è stata una gara fatta in modo pazzesco. È stata una gara fatta in modo magico, ma magico veramente. Ecco, lì abbiamo ritrovato la vera magia, forse. Che non è che la faccio io. Mi ha detto Checco, per esempio, mi raccontava, e credo che nel primo episodio si veda, Sì, che siete stati accolti da una famiglia sì, no, nel secondo. nel secondo, Sì. che dormite la sera. E nel secondo, no? Nel secondo. secondo. Sì. E praticamente mi raccontava Checco dell'esperienza che avete vissuto lì, cioè del fatto che avete campato, ma non mi ricordo quanto tempo, però con questa famiglia che vi ha fatto riscoprire, praticamente rivedere la vita sotto occhi diversi. Sì. Cioè, loro vivono alla giornata, sono sempre sorridenti, allegri, cioè per loro la vita è più semplice. Bro, non hanno niente. Non hanno niente, però ti danno tutto. Cioè, io penso che anche qui ci sono tantissime persone, no? Così, poi specialmente a Napoli. Però, sai, quando tu non hai niente e quello che non hai lo dai anche ad altre persone. Un gioco di parole estremo, però chi vuol capire capisca. Fra, è tanto, è tanto. Cioè, Quella scena di tuo fratello che vi guardate il tramonto, ma quanto siete romantici. ecco, quella nel primo episodio. Ah no, l'alba era. Era l'alba e praticamente frasi noi ci svegliamo. Wow. Cioè noi stavamo Dove sul sto? mare. Ma pure Cotonimmo mare, bello, tutto bello, però lì in quella situazione. In mezzo alle campagne, in Sì, mezzo e tu ai polli. lì capisci, ti svegli e dici. Ma in effetti no? Ma tutte sta roba che noi vogliamo raggiungere e ci svegliamo per raggiungerla ogni giorno. Ma a che ci serve quando ci scetammo e non dobbiamo raggiungere niente, fra? Guarda là, guarda. Ma questo A a che mi serve? che mi serve, fra? Cioè questo, Capito? questo mi serve qua. No, perché qua, No, sai so pa roba di là. Chi l'è, capito? no, sai cos'è? È che a questo voglio arrivare. Quello qui ti serve, lì non ti serve. Bravo, bravissimo. bravo. Questo è il problema. È che qua ti serve, là no. Infatti penso che tu hai fatto una disintossicazione. Sì, social. ovviamente non avevamo cellulari, non avevamo niente. Chiaro. Come è stata questa esperienza? Non puoi No, connetterti al mondo. là non hai tempo, manca può pensare. Wow, però chi lo sa che sta succedendo sul mio Instagram. Ma che cosa, fra? Sei immerso in un'esperienza assurda. Che, tra l'altro, la cosa ancora più bella è che questa è anche una gara. È un'esperienza assurda, ma è una gara. Quindi tu pensi comunque a non essere eliminato e a goderti in contemporanea le cose. È stato omicidiale. Dicevo, Bello. ho iniziato dicendo questa cosa di Dolce Nera perché mi ha fatto molto ridere il Ecco. diverbio, ma sai cos'è? Più che quello che è stato durante la puntata, perché chiaramente
stavate tutti e quattro come i pazzi, Certo. che venite da ore, giorni di lavoro, di fatica, eccetera. Quindi voi arrivate a fine episodio, a fine giornata, che state a pezzi, Ah, e estremi. quindi vi sclerate addosso. Mi ha fatto ridere il social, cioè le persone come hanno reagito. Sì, bro, ma poi è assurdo. Cioè, io non me l'aspettavo, perché poi è stata la nostra esperienza, la prima esperienza insieme in un reality televisivo. E fra noi, prima delle riprese, ci chiedevamo, fra, ma mo come ci siamo a comportare? Come dobbiamo comportarci in questa esperienza? Che dobbiamo fare? Poi, fra, appena stava per iniziare, ci siamo guardati e abbiamo detto, siamo noi stessi. Come siamo a casa, come siamo proprio nella vita, siamo noi stessi. Si vede, Tanto questo deve, deve trasparire. Sì, 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 se lo sì, devi sì. lasciare, Sì, abbiamo sì, malato sì, dibattito. quello si può dire, non ti preoccupare. E fra, infatti siamo stati noi, cioè siamo stati noi, veri e propri. Puoi dirlo senza storcere il naso, non ti preoccupare. Ok, tutto a posto, non lo storco. E quindi, Si quindi vede. fra, siamo stati veri. E fra questa cosa, cioè le persone l'hanno vista. Mm. Ma pure su X, fra, io su X non ci sono mai, io lo dico sempre questa cosa, ma su X non ci sono mai andato, sarebbe ex Twitter. Fra, le persone che ci supportano, ma immensi. Mm. Fra, le persone Frate, che come una star. ci danno un supporto. Sì. Cioè, tu dovresti essere quello conosciuto lì. Sì. Che come una superstar. Sì, ma poi un meme a puntata fa. Sì. Bro, è assurda questa cosa, è bellissimo. Cioè, l'amore delle persone, vedi, poi uno dice tutte queste faide, maghi, maghetti, tu di qua, tu di là. Mm. Frate, alla fine ciò che ti elegge, ciò che ti fa vincere è il pubblico. Se Sempre. il pubblico ti dà la benedizione, sei chiuso, fra. Ti possono copiare pure 100.000 persone, ti possono sputtanare 300.000 persone, ma se ti amano 1 milione di persone, tutto il resto è noia, zero. E io, questo è sempre stato questo il mio obiettivo. Io sono del popolo e rimarrò sempre del popolo. Posso fare 300.000 contest dove ci sono 4 maghi a giudicarmi e arrivare ultimo, ma se ne faccio uno soltanto dove a giudicarmi è il popolo, è il pubblico, e mi fanno vincere, va bene. Me ne fotto proprio, va bene così. E tra l'altro, sottovalutatissimo il momento che hai avuto con la scimmia. Tra l'altro, bellissimo. Cioè, quello è proprio super quark. Sì, bro, è stato assurdo. Per chi non ha visto l'episodio Ci sta Jay, andatevi a vedere Pechino Express, ma Ci sta Jay praticamente che interagisce con una scimmia così in the wild, perché là ovviamente dove stavano, a quanto pare, stanno le scimmie come da noi ci sono i gatti, e fai un gioco di magia di una scimmia che stupisci, tra l'altro. Sì. Ha avuto pure la reazione da parte della scimmia. Però la perfetta. scimmia è bellissima, cioè la lezione della scimmia è quello che vorrei avere sempre. Così. E infatti sai una cosa che mi viene... Una cosa forse non hai mai detto. Noi la maggior parte delle riprese dei video, tu, li butti perché non hai la reazione giusta. Cioè questo sai perché secondo me è da spiegare? Perché lì anche c'è ricerca. Cioè tu, il contenuto deve essere talmente perfetto che tu alcuni li scarti pure per dire non è il tipo di stupore Perché io voglio. che ricerco. Sì, Esatto. sì, ma sappiamo quanti ne buttiamo, no? Ormai Esatto. lo sai. No, è che la gente non lo sa, capito? Sì, le persone non lo sanno e devono saperlo. E sì, bro, io sono troppo pignolo e voglio che si veda anche dall'altra parte che la reazione è stata quella che è. Quella genuina, quella vera, e che dietro, raga, mo lo dico per l'ennesima volta, c'è un'ossessione che voi non capite, perciò a me dispiace quando passa in modo sbagliato quello che famo. Che buffa, che stai leggendo? No, niente, io faccio, lo sai, come si Sì, dice? sì, un po' di... Cheating, come si dice? Sì. Smanetto assai. E infatti, tu te le ricordi, a proposito di smanettare, ti ricordi? Sta già fanno un gioco? No. No, lo sai, non, cioè, non per forza, cioè se qua in amicizia in amore, Eccolo. però, ecco, vedi, devo fare un gioco, cioè non ti sei rotto le palle. No, sai? no, perché devo e lo voglio fare, lo faccio sempre. Queste sono le carte che feci firmare a Jay la prima volta che venne. Allora, vediamo se succede. Vediamo se succede. Eh. Fate così, me ne fotto proprio, vai. Che carta è questa? Vediamo se succede. No, non perché hai succede. riso. Ora, no, hai riso, quindi adesso farò di tutto per indovinarla. Cioè, devo assolutamente indovinare perché è una carta che riconosco se hai riso. No.
No, te lo giuro, non l'hai mai vista forse. Sanno i Joker. Ce la metto qui. La metto qua. Ok. Non faccio nulla, non faccio nulla, non faccio nulla. 7 di cuori. No. No, ma hai detto il 7 di cuori perché però? Perché ce l'hai tatuato sul Perché l'ho collo? tatuate, fra, erano 4 di picche. Ah. No, fra. Non va bene, non va bene. Non sei un mago, non sei un mago. No. Pensa a una ragazza quella che vuoi? Beh, È uno che 4 di picche, quella di prima. vabbè, il 4 di picche però, cioè, se tu dici sempre il 4, cioè, nel senso. Non... Disegna un'altra. No, sto Ok. scherzando, sto scherzando. Vediamo? Guarda. Però tu mi stai facendo... Bello così, dai, è bello, è uscito. Se volevo farlo, sbaglio farlo, non riesce. Che... No, però è uscito benissimo e questo è per tutti quei bastardi che ti dicono non sai fare... Ma no, ma sì, ma dai, ma perché poi alla fine sono io, no? Che voglio fare Le queste magie. cose un po' più. Stiamo un po' più cazzeggiando, no? Sì. A me piace tantissimo fare cose che le persone no. Ah, allora Niente. vedi. Niente. Là però fa. E là già fa. Ah! Per poco. L'hai mai visto quel gioco di... Aspetta, che cazzo era? Forse era proprio David Blaine. Che lancia... No, era Now You See Me. Non mi sto che fa? confondendo. Lanci la carta, si azzecca lo schermo. Era Now You See Me? Sì, lo fa Dynamo. Ah, ok, Dynamo. Oppure Now You See Me. Fra, però io ci vorrei riuscire. Ah, pericolosamente Ti vicino a Mario. ammazzi. No, però dico, niente, fra, capisco che c'è della ricerca e capisco quanto tu sia ossessionato da questa tua arte. E sono contento che però la maggior parte delle persone lo riconoscono. Fanculo quelli che non ci credono. Spero solo che, frate, più avanti andiamo e più capiscano un po' tutti. Fra, il fatto dei soldi, a proposito di questo, non ne abbiamo proprio parlato. Voglio parlare di questo perché tutti quanti, ogni volta che siamo insieme, la gente una cosa ti chiede, solo quella. Poi Moltiplichi i soldi. poi li fai impazzire tu, solitamente. Però ti chiedono sempre i soldi, mi moltiplichi i soldi, mi fai... fammi crescere il conto in banca. Tieni, qua stanno 5 euro, fammi diventare 500. Allora, fra, io quando faccio. Quando. Capita, ok? Capita che io moltiplico i soldi a qualcuno. Sì. Ovviamente sempre con i trucchi. Quindi se tu mi dai una 5 euro e te ne faccio uscire 10, significa che io mi sono tenuto alla 5 e ti ho dato una 10 euro mia. Io la chiamo abilità. Ok. Tu li chiami Benissimo. trucchi, io la chiamo sempre abilità. Perfetto. È proprio più soddisfacente. Però fra quando succede, io gli arrafong. Certo. Però questa cosa va bene. Perché quando io faccio una cosa del genere, io sto arrafonnendo, cioè, sì, sto arrafonnendo dei soldi, ma ancora più importante, io sto realizzando un sogno. Che per molti, magari una 5 euro che diventa 10, non è niente. Ma per molti altri è tantissimo. È tanto, fra. Perché quando ero picceril, se davo 20 centesimi alla persona e mi arriva un euro, io facevo i salti di gioia, fra. Quindi vedere queste cose, per me, vedere e fare queste cose è tanto. È tanto, fra. Cioè, tu poi hai visto, Sì. l'hai vista una cosa del Perché mi è genere? venuta in mente questa cosa dei soldi che appaiono, che si moltiplicano, queste abilità che hai, questi giochi di magia che fai. Perché un giorno stavamo filmando un video e c'era un gruppo di ragazzini che giocavano a pallone. Volevano a tutti i costi che tu gli facessi una magia. Ok. Noi stavamo filmando, ma molto gentilmente fermiamo le riprese, ti metti a giocare con questi ragazzini a pallone e subito dopo prendi, che erano 50 centesimi, li fai diventare tipo 5 euro, una Sì, cosa una del cosa del genere, non ricordo. comunque arriva Jay dall'orecchio di questo bambino, ma erano piccoli, avranno avuto 7-8 anni sti bambini che giocavano a calcio, in mezzo alla strada, Scunizzi proprio che cazzissimo quel momento perché prendi questi 5 euro, gliela fai uscire dall'orecchio al bambino e loro come se fossero stati 500.000 euro, ragazzi, ve lo Che giuro. sta cosa bella, fra. Che sta Li cosa bella. prendono e iniziano a correre, urlare, impazzire, E scappano. felicissimi. Ecco, tu lì effettivamente non hai perso 5 euro e hai regalato un sorriso. Quello mi è piaciuto. Sì, ed è questo il punto, fra. È questo quello che io dico. Il fatto di dare alle persone un sogno. E fra io e chi lo può picciril
gliel'ho dato il sogno. Assolutamente sicuro sarà tornato a casa e avrà detto mamma, ma tu hai capito che è successo? Bravissimo, bravo, capito? Questo è. Cioè, se pure argomento in una serata tra una famiglia, o magari una famiglia che non ci sta più e un figlio e una mamma. Bello, fra, bello. Bellissimo ragazzi, io spero di avervi fatto capire un altro po' J Lillo chi è, come ragiona. Vabbè, tanto alla fine rimarrà soltanto il... Vabbè. Però- Chi vuole apprezzare apprezzerà, frate. E infatti diciamo che io apprezzo le persone che capiscono. E che ti stanno vicino, cioè. Bravissimi, se io devo perdere le altre persone non fa niente. Però un giorno, secondo me, capiranno tutti. Un giorno Fine. fra... E fine. Hai qualche progetto in mente? Hai qualche idea? Sì, Ok, sì. vedremo. Bro, Frate, è stata veramente una bellissima chiacchierata. io ti ringrazio. Grazie, ti voglio bene. E tanto poi spegneremo qui e accenderemo da un'altra parte. Bravissimo, bravissimo. Ti ringrazio, frate. A te.